Allora, cari telespettatori, eccoci insieme e facciamo un po' il punto con i nostri ospiti della situazione sanitaria in Veneto. C'è stato un po' di mobilitazione in generale per varie situazioni che riguardano il personale che lavora nell'ambito sanitario, medici, paramedici, sanitari in generale, e altrettanta preoccupazione da parte poi delle persone che devono fruire dei servizi sanitari. Paura per mancanza di per venire meno di posti letto, vista anche la situazione di cronicità di tante patologie per quel che riguarda le persone anziane, lungodegenti. Paura perché il personale medico non c'è a sufficienza, capire anche quali sono le ragioni, da che cosa dipende, e poi altre situazioni che si sono via via manifestate, come per esempio certi ospedali che hanno perso in classificazione, quindi hanno perso il pronto soccorso, il che ha destato molto allarme, per esempio a casa di cura di Abano Terme, dove c'è un punto di domanda, ma non si è capito bene. Parleremo ancora di questo quando avremo certezza anche con le figure istituzionali politiche, ma intanto abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il dottor Adriano Benazzato, segretario regionale della NAO Assomed, grazie di essere qui con noi, Grazie. Che è l'associazione dei medici dirigenti che si occupa appunto di queste questioni abbastanza pesanti, e Paolo Righetti, ben ritornato, della segreteria della CGIL del Veneto, che si occupa tanto di chi lavora nel settore quanto di chi deve fruire delle strutture. Certo. E voi avete fatto anche degli incontri, avete avuto modo di appalesare all'assessore regionale, alla nuova assessore regionale alla sanità, quali sono le vostre perplessità, i vostri dubbi, e adesso vediamo qual è la situazione. Allora, partiamo con lei, dottore, per quel che riguarda il personale medico. Qual è lo stato di fatto? Lo stato di fatto in questo momento a livello nazionale c'è una carenza, se ne sono andati 10.000 medici, dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Per pensionamenti per pensionamenti per una serie di ragioni, sostanzialmente prevalentemente di carattere anagrafico, cioè i pensionamenti. Nel Veneto invece mancano allo stato attuale 1.295 medici. 1.295 mancano? Mancano, un numero enorme. Esattamente, manca un numero enorme di medici, e a questi devono essere aggiunti altri più di 350 medici, mi pare 357, che sono posizioni che non sono state ricoperte fino ad oggi. Di conseguenza la carenza è di 1.600, circa 1.600 medici. Lei deve considerare che noi siamo attualmente in servizio in 8.400 circa medici. Lei è un medico? Io sono un medico, sì, certo. Quindi è ben addentro operativamente alle difficoltà? Direi proprio di sì. Questa è la situazione. Quindi questa grave carenza, che è ovviamente nazionale, ma in particolar modo è presente nella nostra regione, rischia di determinare il default del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio Sanitario Regionale. Anche perché i provvedimenti, diciamo, i possibili soluzioni sono ritardate notevolmente, moltissimo, al di fuori di ogni logica, perché noi l'allarme lo abbiamo lanciato ripetutamente. Abbiamo cominciato nel 2009, nel novembre del 2009, con un nostro studio del nostro sindacato, ripetutamente rilanciato, pubblicato nel 2011, però nessuno ci ha mai prestato attenzione. Faccio presente che a giugno del 2018 i nostri politici e i nostri direttori generali hanno già allora, con la vicenda di Campo San Piero, degli ospedali e dei pediatri, se lei ricorda, certo, hanno praticamente ribadito e risposto a critiche o a osservazioni nostre, ribadendo e dicendo che si trattava di strumentalizzazioni politiche, lungi da noi dall'andare a fare strumentalizzazione politica. La realtà è che si era dimessa un'intera equipe, fatto mai accaduto in Italia, è rimasto in seppure primario, è rimasto in servizio solo un medico che era anche a casa, una dottoressa, una pediatra mi sembra, quindi evidentemente c'erano delle ragioni e delle motivazioni che dovevano essere assolutamente indagate e verificate. Insomma. Di che genere? Perché questo le persone non riescono Condizioni a di lavoro, perché la causa di tutti i mali che noi abbiamo oggi è determinata è la causa principale, è la madre di tutti i problemi, la carenza di personale medico. E quindi turni estenuanti? Quindi turni estenuanti, quindi i riposi che saltano, quindi litigare per andare in ferie, quindi litigare per andare a fare gli aggiornamenti, impossibilità
nell'andare a fare gli aggiornamenti, i punti ECM, tutta una serie di conseguenze, quindi un clima anche nei servizi e nei reparti che certo non si può dire che rimane in queste condizioni sereno. Questo perché riguarda sia i dirigenti medici che il personale paramedico? Sul personale infermieristico c'è una carenza, mi viene riferito dagli addetti ai lavori, perché non è nostra materia, nella regione di 3.000 unità. 3.000? Mi è stato dichiarato di 3.000 unità da parte dei sindacati del comparto. Quindi se noi aggiungiamo i 1.295, insomma, è una carenza molto importante. A fronte di questa carenza il non fare niente comporta inevitabilmente, poi il fenomeno è destinato ad aggravarsi in modo molto pesante, perché nei prossimi anni, i prossimi 5, in Italia se ne andranno alla bellezza di 35.000 medici, va bene? E nella nostra regione saranno 3.800, nei prossimi 5 significa al 2023, quindi il 2023 è molto vicino. Quindi le provi a pensare, e nel bilancio, che abbiamo fatto anche il calcolo del bilancio entrate e uscite dei medici tra quelli che escono e quelli che si specializzano in sostanza e che rimpiazzano, vanno a rimpiazzare, ovviamente è in perdita il rapporto. Ma è mai possibile? E a livello regionale, dalle nostre stime, rispetto al numero attuale di 8.400, mancheranno 1.000-1.200 medici tra 5 anni. Voi queste problematiche le avete appalesate anche al Presidente della Regione Zaia, perché si fa paladino di un punto di forza regionale della sanità? Lo abbiamo palesato, a parte le pubblicazioni, a parte gli articoli sui giornali, a parte le dichiarazioni media, nelle trasmissioni, sulla stampa, lo abbiamo fatto sempre. Se lei mi chiede se abbiamo avuto modo di rappresentare queste cose o al governatore Zaia o all'assessore Coletto prima e alla Lanzarina ora, le dico di no, perché non ci hanno mai incontrato né ci hanno mai degnato di un incontro, neppure di un saluto. Io sono da 5 anni segretario regionale della NAO, non ho mai visto ad un incontro, neppure per un saluto, il governatore Zaia, men che meno l'assessore Coletto, e francamente con il cambio anche di cambio tra Goletto, che è andato a fare il segretario, e l'assessore Lanzarin, che è nuova, non abbiamo avuto neppure con lei questo onore, tra virgolette, di vedersi e di incontrarsi. Quindi non abbiamo avuto modo di interloquire personalmente con lei. Lo abbiamo fatto col direttore generale alla sanità sociale, sì, quando viene, quando c'è, perché ovviamente in genere le trattative sindacali che facevamo, perché sono 10 mesi che non siamo convocati al tavolo regionale, questo la dice lunga anche sull'attenzione istituzionale che c'è nei confronti delle organizzazioni sindacali, così stanno le cose. Rappresentate a NAO Assomed quanti? 2.400 iscritti nella regione e tra questi circa 300 specializzandi del Veneto. Vuol dire in percentuale quanto? In percentuale faccia lei il rapporto, più o meno sono ogni 4 medici uno iscritto con la NAO. Quindi un numero rappresentativo? Direi di sì, perché la nostra rete, quindi la presenza sul territorio, nei reparti, nei servizi è capillare e molto spesso veniamo noi a conoscenza per primi di fatti, di situazioni critiche o di criticità che possiamo anche rappresentare e anticipare per tempo. Torniamo poi sul tema perché non finisce qui, ci sono altre questioni critiche. Segretario, voi invece avete avuto un incontro? No, non abbiamo avuto un incontro, abbiamo avuto un'audizione sulle schede ospedaliere, però se mi permette vorrei fare anche una riflessione sul tema del personale e degli organici, perché è un tema centrale e prioritario. Perché a cascata poi ne va della qualità del servizio offerto. La situazione l'ha già descritta il segretario Benazzato, è quella lì, è riconosciuta anche dalla Regione, è una situazione nazionale ma anche veneta. Siamo estremamente preoccupati perché siamo già in grande ritardo, ma se tempestivamente non si mettono in campo delle azioni c'è a rischio il livello della qualità e anche della quantità delle prestazioni da erogare e c'è a rischio la tenuta del sistema sanitario pubblico e universale, cioè senza dichiararlo in modo esplicito ed oggettivo questa situazione già sta determinando uno spostamento verso il privato, rischia di determinarlo sempre di più. Allora, certamente ci sono responsabilità e vincoli che hanno caratterizzato le scelte politiche e i provvedimenti a livello nazionale, vincoli sui tetti di spesa e via dicendo, però ci sono anche delle
responsabilità che riguardano il livello regionale. Nella programmazione ci sono forti ritardi anche nella programmazione regionale, nell'attivazione dei bandi di concorso, quelli per le assunzioni già fattibili subito, ci sono dei ritardi, qualcosa è stato fatto, l'assessore Lanzarin si lamenta e magari è un fatto anche oggettivo che si fa fatica a trovare persone che partecipino ai concorsi. Persone che partecipano, professionalità che partecipano, ma questo dipende molto anche dalle condizioni di lavoro, dall'attrattività. È quello che diceva appunto il segretario. Per cui significa programmare anche da subito i bandi di concorso per le assunzioni programmabili e attivabili da novembre, perché purtroppo la legge di stabilità ha spostato una parte delle assunzioni nella pubblica amministrazione ulteriormente a novembre, pur essendo in una situazione di emergenza di questa natura. Per cui anche la Regione può muoversi direttamente e può mettere anche delle risorse proprie, ad esempio per incrementare i fondi per la contrattazione decentrata, per determinare un avanzamento, un miglioramento delle condizioni di lavoro che possono rendere più attrattive. Voglio evidenziare che il problema della carenza è una carenza che riguarda i medici ospedalieri, che riguarda altre figure professionali come gli infermieri, riguarda anche tanti specialisti nei servizi distrettuali, nei servizi della filiera dell'assistenza territoriale. Anche lì ci sono molti servizi che in mancanza non solo di organici ma anche di professionalità specifiche che servono, psicologi, medici, specialisti, pediatri, rischiano di mettere in discussione l'erogazione stessa dei livelli essenziali di assistenza e di prestazione. Ma i soldi, questo è il solito problema, allora, concretamente, ci sono dai o dati non oggettivi. Intanto noi diciamo alla Regione che deve metterci delle risorse aggiuntive. Se vuole fare un investimento la Regione nella dice che ci sono stati tagli e che non... Ci sono stati tagli, ci sono i vincoli di spesa che adesso sembra che vengano superati, ma dico sembra perché non abbiamo visto provvedimenti attuativi e deliberativi certi sul superamento del vincolo di spesa ancora riferito al 2004. Però di sicuro in questi ultimi anni in tutte le strutture sanitarie del Veneto, della Regione Veneto, la spesa per il personale è fortemente diminuita. Allora noi diciamo che secondo noi ci sono dei margini a invarianza di situazione per procedere a un recupero delle carenze di personale che ci sono. Perlomeno partiamo da un fabbisogno scientifico, struttura per struttura, professionalità per professionalità, competenza per competenza, che faccia emergere con chiarezza qual è il fabbisogno reale nelle strutture venete, sapendo che si parte da quei 1300 che riconosciuti da tutti, a cui si aggiungono gli specialisti che mancano nei servizi distrettuali, a cui si aggiungono anche le figure non mediche ma altrettanto importanti per i servizi che vengono forniti, che sono estremamente carenti. Perfetto, dobbiamo tornare su questo perché poi a questo proposito c'è stata anche una notizia di qualche giorno fa relativamente all'assunzione di 7-10 medici di nazionalità straniera nella parte di un'azienda, di un USL del territorio regionale, e quindi capire, interpretare concretamente che quella notizia, perché poi le notizie possono essere vere o non vere. Parliamo anche di questo dopo la pubblicità, tra poco.